Bella raga, ciao a tutti come Veneziano, siamo a Silverstone ragazzi, ottavo posto in griglia, non male, dai contando che Silverstone è una gara che odio, tempo nuvoloso, non è prevista pioggia, questa strategia di gara si parte con le super morbide, per poi andare di medio con lo stint lungo. Raga, andiamo! Vai raga, rock and roll! E si parte con il Gran Premio di Silverstone, ma ragazzi almeno il settimo posto lo voglio in questa gara, prima curva sempre pericolosissima. Leggero contatto con il Grossi, ma nulla di grave. Grandissima partenza, una delle migliori a Silverstone. Recuperiamo ben 3 position. Siamo partiti bene. Eh sì, partenza veramente incredibile, non me l'aspettavo proprio, grande Cume. Un Cume beffardo già quinto. Con il nuovo miglioramento della macchina si sente comunque nell'aerodinamica, mamma mia si sente. Che sono partiti un po' lenti davanti. Ricordo sempre 90 su 110. Difficoltà quasi impossibile per il Cume con la Force India, ma voglio vincere così, cazzo. Per il Cume è già un miracolo essere qua così. Comunque Perez sesto, bisogna dire che la Force India è una buona macchina, veramente. La amiamo la nostra Panterona. Quanto la amiamo. Molto bene, dai. Ma il quinto posto sarebbe perfetto perché non arriverà almeno settimo. Chiaro che prendere i Fantastici 4 sarà molto molto dura. Guarda che lotta però davanti, c'è Bagar. Attenzione, Bagar davanti e sto recuperando. Queste sono le soddisfazioni della Vaita. 1,37 di Gigi. 1,37 di Gigi. Vai, proviamoci. Davanti comunque si stanno veramente, se le stanno suonando, quindi il Cume non perde terreno, questo è importante. Dai Cume, porca miseria. Sono molto emozionato perché non è semplice qua a Silverstone. Chissà quando arriverà la prima vittoria, cazzo, ce ne vorrà ancora un po'. Ci vuole un po' di fortuna questa macchina a sto livello per me. Abbiamo preso tanto, però la sbandata ho esagerato. Qua perdo moltissimo, porca, ho recuperato un casino, che pirlotto. Mi sono fatto ingolosire. Dai, buttatevi fuori, mignottoni. State anche al carburante, noi con la miscela grassa lo sappiamo. Tanto ci sta provando Vettel in tutti i modi. Record, giro record di Gigi, 1.33, 4.70. Ok, siamo entrati nel terzo giro. Il Cume non gira tanto più distante, questo è importante per il morale. Ok, almeno il settimo posto lo voglio, Ok. Buono, buono, buono. Primi giri buoni per il momento. Si sente l'aggiornamento, si sente tantissimo. Come aerodinamica siamo ancora indietro, ma stiamo recuperando. Per questo primo anno, forse anche il secondo, mi voglio dedicare a questo perché siamo veramente indietro nell'aerodinamica con la Force India. Tanto se ne stiamo andando dietro, questo è importante. Consolidare la quinta piazza è fondamentale. Qua un po' di sbavature che mi fanno perdere tempo purtroppo. Dai come spingi, vara Vettel, vara Vettel, vara Seb. E ce la fa, supera Valtteri, mamma mia grande Vettel. Poi qua andiamo un po' lunghi.
Vabbè ragazzuoli, dai. Ok, distacco dal pilota in testa 5,9 secondi. Mi fa piacere. Dura prendere i primi, c'è niente da fare, è una macchina troppo superiore. Però insomma l'importante è stare al quinto posto tranquilli, senza... Vabbè sì, Perez è comunque dietro. Dobbiamo fare una strategia perfetta, andare ai box nel momento giusto. Ti consigliamo di passare al mix 2. Sì, finisco sto giro e vado a mix 2, sta calmo. Cazzo da 0,18, però no, lo faccio subito allora. Vai, mix 2. Adesso comincerò un po' a perdere, è normale. Sono molto concentrato, raga, non voglio perdere troppo. Hamilton è in testa. Gigi in prima posizione. Gigi iBox, guadagni 92 posizioni. Sta curva vado sempre un po' lungo. Ok, altro giro andato. Per il momento buona gara. Siamo ai box. Nell'ultimo giro ho perso parecchio, purtroppo le gomme sono proprio andate. Non è veloce però, fioi. Vai, parti, Ma un po' sei leggermente in gara, sbagliato. uscita dai box. Giro record del Bibitaro. Dai però, Abbiamo dai. effettuato tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima. Mi fa piacere. Ok, siamo tornati in pista. Stiamo su Michela Grassi, cerchiamo di recuperare per non perdere posizioni. Non riusciremo a tenerci a questi Sì, lo so. Passa la miscela 2 al più presto. Stai zitto, stronzetto. Dai come spingi a cannone. Fai quel che puoi, Kume. L'importante è che non c'è la safety car adesso, se no è finita, raga. Adesso no. Il mio compagno ai box. Sergio è ai box. Sergio ai box, perdi 99 posizioni. Dobbiamo stare davanti a Sergio e soprattutto a Max. Hülkenberg rompe i maroni. Non ho fatto per niente un gran giro, anzi. Vediamo se ho perso posizioni, ero quinto. Il distacco dalla vettura che ti precede è 8,2 secondi. Ok, sono davanti a Verstappen, mi sembra. Mi sembra di essere davanti a Verstappen, mi pare. Sì, infatti, molto bene. Quindi teoricamente non ho perso posizioni. Perché chiaramente sono ancora macchine che non sono andate ai box, ma... Teoricamente avevamo azzeccato la strategia per rimanere quinti, dopo salvo sorpassi in pista, ma quello dopo dipende anche una da soft, me. per il momento va bene, siamo quarti, è vero che Verstappen ormai ci ha preso. Però aveva superato Bottas, comunque aveva dei problemi tecnici, mi ha detto il mio buon ingegnere. Mancano ancora 10 giri, secondo me dura tenere con queste gomme, 28%, ma il problema è che dietro hai il mondo. Non sarà semplice, ma possiamo farcela.
Bottas ha scelto le 2 soste. Previsione del tempo. Per il momento non è prevista pioggia, le condizioni sono buone. Sì, dai, non piove. Verstappen è pericoloso. Non sarà semplice tenerlo dietro. Record di Gigi. Record di Gigi. Qualcuno è andato box. Distacco dall'auto davanti, 10,2 secondi. È fondamentale questo quarto posto. Il podio la vedo impossibile. Anche il quarto posto non è semplice. Però bisogna capire Bottas dove è uscito. Bottas se l'ha imbottigliato, ma è imbottigliato. Ma ecco, se entrasse la safety car allora sì, potrei tentare di mettere di nuovo le super soft, ma solo in quel caso. O se proprio le gomme mi esplodono dall'usura. Staremo a vedere. Ah, un po' lungo, ogni tanto la prendo lunga questa. Dai, Verstappen è sempre vicino al piccolo Max. Noi ci siamo però. Ancora, mamma mia. E qua perdo tanto, attenzione piccolo contatto forse. Mamma mia, Verstappen è vicinissimo. L'ultimo giro non è stato proprio al massimo. Queste le prese bene però, ottimo primo settore, ottimo first sector. In inglese sempre più puro. Raikkonen è in testa. Finora gara pulita per il momento, nessun ritiro, nessun problema. Pochissima bagarre, eppure siamo quarti. Con una sola sosta. E stiamo distanziando Max molto bene. Max sembra in difficoltà, dobbiamo approfittarne, cazzo. Andiamocene. Mamma mia, quanto ho preso a Verstappen in un giro! Cioè, 2-3 secondi! Non so come, sinceramente. Vedi, sbagliando meno. Se sbagli meno è così. Forse, ho un crollo di gomme Verstappen incredibile. Veramente, it's incredible, it's incredible. Il distacco dalla prima posizione è 40,7 secondi. Ci voleva proprio questo scatto comendiano. Ok, sono ancora distanti per fortuna. Ok, abbiamo Vettel, vabbè Vettel è chiaro che quelli là non li prende, solo salvo ritiri. Ok, Verstappen è ancora molto distante.
Ho guadagnato ancora, incredibile. Ma tutto di colpo. Ah, lungo qua per guardare la classifica. Attenzione però, si fa superare. Forse ha problemi, allora Verstappen, ritiro per Kevinone Magnussen. Virtual safety car. Ok, rallenta. Delta Sta negativo, calmo. vuol dire che stai andando troppo veloce. Rallenta. Il regime di Virtual Safety Car sta per terminare. Bandiera verde in arrivo. Ok. Mantieni positivo il delta fino alla bandiera verde. Ok, via libera. Ritiro purtroppo, un bel ritiro davanti, no? Per un podio, cacchio. Final lap indiano. Strategia perfetta che ci ha portato dall'8º al 4º posto. Ho guadagnato una posizione anche dopo in gara dei box, cioè Bottas ha fatto la doppia sosta e non mi ha preso più. Anzi, nessuno mi ha preso più. Dopo il crollo di Verstappen, scusate, dopo un crollo di quelli dietro. La riserva di carburante in eccedenza si sta esaurendo. Presto dovrai ridurre i giri del motore. Vince Kimi Raikkonen. 7 secondi mi recupero. Abbiamo guadagnato ancora del Grosjean. O Grosjean o Ricciardo. O Ricciardo o il Grosjean. Perché manca poco, questa è la mitica curva Cops che una volta era la prima gara, la prima curva del tracciato. La mitica Cops. Dai, così finito, non potete tirarsi uno davanti piuttosto, Hamilton, piuttosto che quel pirlotto di Magnussen. Andiamo un po' lunghi, ma chi se ne fotte. Non è podio, ma è un 4º posto meraviglioso. Saluta tutti il Cume. Bandiera a scacchi. 4º posto, yes! Bel lavoro, te la sei cavata benone oggi. Grandissima prova per il talentissimo. Punti importanti in casa, Force India, la Panterona c'è c'è sul, come si dice? C'è il suo Aerotrack, c'è anche qua. Complimenti. Per poco, peccato. Andiamo a vedere la classifica. Veneziano, 5º posto, guadagna una posizione, 89 punti. Addirittura meno 59 della vetta. Siamo tutti abbastanza là, sono vicinissimi i primi 4 e poi c'è Veneziano. Nella costruttori un buon 4º posto, sarebbe bello arrivare almeno terzi, ma la Red Bull è forte. Raga, un saluto da Ucumendo Veneziano, alla prossima, ciao!